Dopo gli anni bui della crisi economica che hanno visto nel nostro territorio l'impennata del drammatico fenomeno dei suicidi degli imprenditori, oggi l'attenzione si è spostata sui giovani e la prevenzione del suicidio è stato il tema della Giornata Mondiale 2019 della Salute Mentale istituita dall'OMS. È oramai dimostrato che per i ragazzi fra i 15 e i 25 anni il suicidio è la seconda causa di morte e questo è ovviamente qualche cosa che ci deve fare fortemente riflettere. La diffusione dei social, il dilagare del cyberbullismo spesso contribuiscono ad acuire il disagio dei giovani, portando in alcuni casi anche a scelte estreme, un fenomeno dal quale il mondo degli adulti, dalla scuola alla famiglia al sistema sanitario, può e deve proteggere. Favorire una crescita serena dei bambini che possono avere una base sicura, che possono avere rispetto per la loro autonomia nelle diverse fasi della loro crescita, ma al contempo avere la sensazione di poter essere guidati, avere la sensazione di valere, avere la sensazione di essere ascoltati e avere la sensazione che li aspetta un futuro che vale la pena di essere vissuto.